Alleluia. Vogliamo aprire la Bibbia? Leggeremo un passo del Vecchio Testamento che troviamo scritto in Genesi, capitolo 16. Genesi, capitolo 16. Leggeremo dal primo verso fino alla fine del capitolo, che è il verso 16. Genesi, capitolo 16, dal primo verso. Leggeremo tutto il capitolo, che sono 16 versi. Amen. Grazie per essere alzati in piedi. A Dio la lode e la gloria. Amen. Leggo. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Lei aveva una serva egiziana di nome Agar. E Sarai disse ad Abramo: ecco, l'Eterno mi ha fatta sterile. Su, va dalla mia serva, forse avrò discendenza da lei. Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Sarai dunque moglie di Abramo, dopo 10 anni che Abramo dimorava nel paese di Canaan, prese la sua serva Agar l'egiziana e la diede per moglie ad Abramo suo marito. Ed egli si unì ad Agar, che rimase incinta. E quando si accorse che era incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Allora Sarai disse ad Abramo: l'offesa fatta a me ricada su te. Io ti ho dato la mia serva nelle braccia, e da quando lei si è accorta di essere incinta mi guarda con disprezzo. L'Eterno sia giudice fra me e te. E Abramo rispose a Sarai: ecco, la tua serva è in tuo potere, fa con lei come ti piacerà. Sarai la trattò duramente e lei se ne fuggì dalla sua presenza. L'angelo dell'Eterno la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? E lei rispose: me ne fuggo dal cospetto di Sarai, mia padrona. L'angelo dell'Eterno le disse: torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. L'angelo dell'Eterno soggiunse: io moltiplicherò grandemente la tua progenie e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. E l'angelo dell'Eterno le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio che chiamerai Ismaele, perché l'Eterno ti ha ascoltata nella tua afflizione. Esso sarà tra gli uomini come un asino selvatico. La sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Allora Agar chiamò il nome dell'Eterno che le aveva parlato Atta El Roi, perché disse: ho io proprio qui visto andarsene colui che mi ha vista. Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lacai Roi. Ecco, esso è fra Cades e Bered. Agar partorì un figlio ad Abramo, e Abramo chiamò Ismaele il figlio che Agar gli aveva partorito. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Amen. Amen. Gloria al Signore. Una storia che ci parla di tristezza, ci parla di dolore, in modo particolare di questa schiava Agar, che è stata usata, sfruttata. Le è stata tolta ogni dignità di donna, e posso dire anche di essere umano. Ma Dio la raggiunge. Però notiamo anche come colui il quale viene definito il padre della fede, Abramo, entra in un certo senso in crisi.
la sua fede entra in crisi. Perché Dio gli aveva fatto una promessa. Ed era passato tanto tempo da quella promessa. La prima volta che Dio gli ha fatto una promessa ad Abramo è stata proprio quando lo ha chiamato. Lui che era fabbricante di idoli, il papà era fabbricante di idoli anche, aiutava il padre a fabbricare questi idoli, sente la voce di Dio che lo chiama: Abramo, lascia il paese di tuo padre e vai in un paese dove io ti dirò, ti indicherò la strada. Ubbidì a questa voce. Lasciò il padre, la sua famiglia e seguì questa voce di un Dio che non conosceva, ma Dio conosceva Abramo. Abramo non conosceva Dio, ma Dio conosceva Abramo e scelse Abramo per formarsi un popolo, Israele. Gloria al nome del Signore. Erano passati tanti anni. Abramo fece una preghiera al Signore dicendogli: Signore, io non ho figli, il mio erede è uno schiavo che prenderà il mio posto, non ho figli. E Dio fa questa promessa: tu avrai non solo un figlio, ma sarai padre di una moltitudine di persone, no? Infatti non sarai più chiamato Abramo, ma Abramo, padre di una moltitudine di persone. Sono passati tanti anni. A un certo punto la moglie di Abramo parla al suo marito e dice: Dio mi ha fatta sterile, non posso darti dei figli, ti do la mia schiava, unisciti a lei, il suo figlio sarà il nostro figlio. Ma questo non era assolutamente il piano di Dio. Però in un certo senso Sarai, la moglie di Abramo, voleva forse sollecitare: sì, Dio ci ha detto che avremmo avuto dei figli, che tu sarai stato un padre di moltitudine, una bella promessa. Forse inconsapevolmente, come dire, prese la decisione di sollecitare Dio, dandogli una mano, non lo so, ma possiamo aiutare Dio in qualcosa che egli decide di fare? Attenzione a prendere delle iniziative nostre. Vogliamo ascoltare Dio. Amen. E vogliamo stare fermi alle promesse di Dio. Amen. Perché quando facciamo di testa nostra, succede qualcosa di veramente non riusciamo più a venirne fuori. E ancora oggi si paga la conseguenza di questa scelta fatta da Sarai. Perché gli arabi palestinesi discendono da Ismaele, lui non è ismaeliti, fratelli. Vedete? Ancora oggi si paga la conseguenza. Dio aveva fatto una promessa ad Abramo. Abramo doveva solo aspettare. Amen. Però colui che viene definito il padre della fede, vedete, ascolta la moglie che lo sollecita. Non voglio dire non bisogna ascoltare le mogli, questo no, non lo sto dicendo. Bisogna ascoltare Dio. Amen. Chi si ascolta, vogliamo ascoltare, ma vogliamo, come dire, confrontarci sempre con Dio. Amen. Siete d'accordo? Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Abramo, mettiti con la mia schiava, suo figlio, è un'ingiustizia, fratello. È un'ingiustizia che Sara ed Abramo hanno fatto nei confronti di una persona innocente che era Agar. Non è giusto quello che hanno fatto.
quella donna fu spogliata di ogni dignità. Mettersi con un uomo anziano che era il suo padrone, va bene. Rimase incinta. E poi subentra anche una serie di sentimenti in quella, possiamo dire in quella famiglia, perché anche la schiava faceva parte anche di quella famiglia. A quei tempi gli schiavi erano anche parte della famiglia, no? Vedete come una famiglia si può distruggere da scelte sbagliate, da consigli sbagliati, da sentimenti che nascono perché non si ascolta, non si rimane fermi nella parola di Dio. Amen. E fratelli e sorelle, molte famiglie vengono distrutte proprio per questo. Perché altre cose più facili, raggiungibili in modo più facile, sembrano quasi essere lì e hanno la stessa valenza, no? Del piano di Dio nella nostra vita. Non è così. Il piano di Dio è il piano di Dio glorioso per ciascuno di noi. Amen. Dio dice: io ho per voi pensieri di pace e di prosperità, per darvi un avvenire e una speranza. Io credo alla parola di Dio. Amen. Alleluia. In tutto questo bisogna capire che noi dobbiamo aspettare. Sapete quante volte ho sentito fratellini, sorelline, ragazzi, no, fidanzati: ma Dio mi fa sentire che questo è mio marito, Dio mi fa sentire questa è mia moglie. Passa solo qualche anno e poi viene la separazione. Io l'ho ascoltato con le mie orecchie, però mi viene da pensare: ma Dio non ti aveva fatto sentire che quello era tuo marito? O perché lo volevi così tanto che, vabbè dai, lo vuole il Signore, dai. Dobbiamo stare attenti alle promesse di Dio, a parlare di Dio, a quello che Dio vuole per la nostra vita. Amen. Poi vedete, il Signore è giusto ed è buono con ognuno. Quella donna era stata usata, buttata via, utilizzata per partorire un figlio. Scappa perché non riesce, e poi i soprusi della padrona saranno stati tanti, no? Scappa, ma Dio la raggiunge. Quella donna pensava di essere sola, e invece non era sola, perché Dio guarda, ascolta e non sopporta i soprusi. Alleluia. Dio amava anche Agar e ha avuto pietà di Agar, ha avuto misericordia di Agar, la raggiunge nel deserto in forma di angelo. Alleluia. Abbiamo letto, vede come gli parla: Agar, la chiama per nome: che ci fai qui? Da dove vieni? Dove vai? Da dove vieni e dove vai? Io vengo dalla mia padrona che mi tratta male e sono qui per scappare. Qual è il consiglio di Dio? Ritorna dalla tua padrona e umiliati adesso, perché io ti benedirò. Amen? Amen. Alleluia. Torna indietro dalla tua padrona, non scappare qui nel deserto. Torna dalla tua padrona, umiliati, io ti benedirò. Tu avrai un figlio, si chiamerà Ismaele, che vuol dire Dio ascolta. Amen? E fratelli e sorelle, Dio ascolta. Ascolta veramente i gridi, le paure. Alleluia. Il cuore, ascolta il Signore, ascolta le preghiere. Alleluia. E interviene sempre in ogni difficoltà. Gloria al nome del Signore. Io ti benedirò, la tua progenie non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. Alleluia. Tuo figlio sarà tra gli uomini come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti
e la mano di tutti contro di lui. Ancora oggi profeticamente è così. Sono sempre in guerra contro tutti e abiterà di fronte ai suoi fratelli. Oh. Israele, la Cisgiordania, la striscia di Gaza, sapete che sono di fronte all'altro, uno di fronte all'altro. Tu abiterai di fronte ai suoi fratelli. Gloria al Signore. Alleluia. Dio non si dimentica di nessuno. Anche quando possiamo vivere dei soprusi, delle ingiustizie, vogliamo credere che Dio è giusto. Amen. E può cambiare l'ingiustizia che noi viviamo in una benedizione per la nostra vita. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Questo brano evidenzia come sia facile cadere, che la fede possa entrare in crisi. È facile anche che nelle famiglie possano nascere sentimenti contrastanti. Alleluia. Tutto dipende dal nostro rapporto con Dio. Amen. Se vogliamo la nostra famiglia benedetta, noi dobbiamo trovare la nostra ragione di vita nel Signore. Amen? Amen. Se vogliamo benedizione per la nostra casa, noi dobbiamo servire il Signore prima di tutto e rimanergli ubbidienti e fedeli fino alla fine. Alleluia. Alleluia. Se Dio dice una parola, quella è. Amen. Siete d'accordo? Amen. Amen. Se Dio dà una parola, quella è. E Dio voleva benedire Abramo e lo ha benedetto. È stata la sollecitudine, l'impazienza di Sarai e Abramo a dar vita poi a Ismaele, le sue conseguenze. Abbiamo letto che 86 anni aveva Abramo. Poi passarono ancora altri anni, Ismaele divenne giovanotto, forse 14 anni dopo, a 100 anni, Dio gli diede Isacco. E si doveva aspettare un altro po' di anni. Nacque Isacco e nasce la stessa incomprensione che c'è stata qui. Gelosia tra le donne, no? Sarai finalmente contenta, c'ho mio figlio Isacco. E guardava con disprezzo Agar di nuovo. Agar pure con disprezzo, ma io sono stata incinta prima di te. Dissapori, vedete? E alla fine si scoppia. Non si può stare, per quanto si faccia finta di nulla, se Dio non cambia i sentimenti, prima o poi qualcosa scoppia. Ci deve essere sempre la grazia di Dio, il controllo di Dio, lo Spirito suo Santo. Amen. Non solo nella nostra vita, ma anche nella nostra famiglia, nella nostra casa. Amen. Amen? Mm-hmm. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Nasce Isacco. Adesso, un po' più avanti, leggiamo che Sarai dice ad Abramo: manda via quella donna e suo figlio. Fuggono nel deserto, ma ancora lì c'è l'intervento di Dio. Alleluia. Dio interviene e soccorre sia Agar che suo figlio Ismaele. Gloria al nome del Signore. Per quanto, vedete, si può amare il Signore, noi restiamo sempre uomini. E il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. Io credo che in tutta questa storia Agar sia proprio quella che ha ricevuto la benedizione che non si aspettava. Amen. Da parte di Dio. Viveva ingiustamente, nell'ingiustizia, è stata usata, ma vedete come Dio benedice. Dio ha vissuto Abramo ha vissuto la sua benedizione, no? Perché era qualcosa che comunque si aspettava, ma Agar
da schiava, e pensava sarò sempre schiavo. Anche se ho avuto un figlio dal padrone, sono stato usato, ma mio figlio non avrà mai l'eredità del padrone. Ma Dio ha provveduto un altro tipo di eredità, Alleluia. la sua benedizione. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. Ora, come conclusione, cosa possiamo dire? Se il padre della fede, Abramo, ha vissuto una crisi, figuriamoci noi. Se la nostra fede entra in crisi, non ci dobbiamo meravigliare, siamo uomini. Però dobbiamo avere quell'intelligenza umana e anche spirituale di saper tornare a Dio. Amen. Abramo si è lasciato influenzare da Sarai, che voleva un figlio proprio come le aveva promesso già il Signore, anche se non era quello il tempo, era più avanti il tempo, ma Sarai non ha voluto aspettare e ha condizionato anche il marito. È come se a volte vogliamo forzare il momento stabilito da Dio. Forzare il Dio non è possibile. Bisogna pazientare, avere pazienza, bisogna sapere aspettare. E chi non ha pazienza può chiedere a Dio: Amen. Signore, dammi pazienza. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Signore, facci essere pazienti, perché noi vogliamo tutto e subito. E invece Dio ha i suoi tempi. Amen. Alleluia, che non sono i nostri tempi. Quello che a noi può sembrare tanto tempo, per Dio è un'oretta. Un giorno per Dio sono come 1000 anni, 1000 anni sono come un giorno. Avete trovato scritto questo nella parola? Bisogna sapere aspettare il tempo di Dio. Alleluia. È successo per la loro non saper aspettare, per la loro voglia di avere subito quello che gli era stato promesso, è successo un guaio che dura fino ai giorni nostri. Ho letto anche che in una fonte storica dice che Maometto, il profeta, discende proprio da Ismaele. Poi ci sono varie figli e varie ramificazioni, no, nella famiglia, hanno tante tribù, tante cose, però quel guaio ancora oggi esiste. Alleluia. Vogliamo pregare il Signore, Amen. perché certi guai li vogliamo noi. Vogliamo dire: Signore, con il tuo consiglio io mi muoverò. Amen. Amen. E se mi dici di aspettare, io voglio aspettare. Amen. Perché questo determinerà poi il risultato finale. Noi vogliamo essere benedetti da Dio. Amen. Che la sua benedizione sia su di noi, sulla nostra casa, amen, e nella nostra vita. Amen. Vogliamo essere benedetti dal Signore, ma non facciamo di testa nostra. Preghiamo il Signore e vogliamo aspettarlo. Amen. Amen. Questo è il consiglio che ci dà la parola di Dio. Alleluia. E io mi sento di condividere questo consiglio. Signore, io voglio aspettare. Alleluia. Voglio aspettare, voglio tutto subito, io lo voglio subito le cose anch'io, ma quando ho aspettato, il Signore non mi ha mai deluso. Ho aspettato e il Signore non mi ha mai deluso. Anche un salmo, Davide dice: io ho lungamente e pazientemente aspettato, e il Signore si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido, ha ascoltato la mia preghiera, però ho dovuto aspettare lungamente, chissà quanto, lungamente e pazientemente. E forse ci viene richiesto anche a noi. Alleluia. Forse stiamo pregando per il nostro marito, la nostra moglie, che cambi.
aspetta il Signore, continua a pregare e aspetta il Signore. Amen? Stiamo pregando per i nostri figli. Che facciamo? Gli tagliamo la testa, gliela mettiamo una nuova? Non possiamo. Possiamo pregare, lo stiamo facendo e aspettiamo il Signore. Amen. Ma soprattutto quando interveniamo noi, stiamo attenti a come interveniamo. Perché se noi vogliamo prendere il posto di Dio, faremo solo danni. Vogliamo comprendere che dobbiamo fermarci e lasciar fare al Signore che lavora i cuori, in silenzio, sapete? A volte non sembra, ma il Signore lavora i cuori, parla. Io solo dico, Signore, continua a parlare ai cuori. Amen. Che la tua parola possa raggiungere i cuori. Amen. Amen. Alleluia. E se raggiunge i cuori la parola di Dio, lo Spirito Santo convince, che ti fa sentire è il momento che accetti il Signore come figlio, no? E allora farei felice mamma e papà. Gloria a Dio, amen? Amen. Perché non è stata un'imposizione o un qualcosa che hai continuamente martellato, no? Ma è una decisione spontanea che viene però dall'intervento divino. E allora sono sicuro che è qualcosa che durerà nel tempo. Amen. Ma se è un qualcosa di imposto, ci imponiamo, allora magari qualcuno dice va bene, dai, mi battezzo, no? Ma in cuor tuo comprendi che non è una decisione libera ed è qualcosa che poi durerà a breve. Io mi ricordo un'esperienza da ragazzo, vi racconto questa esperienza. Una famiglia, un fratello e una sorella, marito e moglie, pregavano perché il figlio si convertisse. Il figlio aveva un passato di droga, continuava a drogarsi, però per un periodo si è fermato, è uscito fuori dal mondo della droga, genitori contenti. Poi il figlio disse a papà: voglio una motocicletta, me la regali, me la compri una motocicletta. Il papà, sapete cosa gli disse? Te la compro se ti battezzi. Fatto vero. Vero. È successo così. Sì, papà. Mi battezzo. E che? Papà contento. Piangeva il papà. Si è battezzato in acqua, però l'indomani non si è più visto. Si è battezzato in acqua, la motocicletta è lì pronta, ecco. La ribattezza è tua. Adesso è morto questo ragazzo. Era ragazzo allora. È morto. Dove è andato a finire? Io non lo so. Ma spero solo che in cuor suo si sia ricordato